La settimana avevo i pantaloncini qua, però insomma è così un po' in tutta Italia. Signori e signori, diamo il benvenuto e un grande applauso a Max Forleo e alla sua band. Welcome, Ciao a benvenuto. tutti. Benvenuto Max. Allora, sei in tournée tu, vero e proprio, perché diciamo adesso sei a Torino, poi dopo ho visto, cioè, tu hai fatto già una serie di date e sarai poi al sud, a Roma, Caserta, eccetera, eccetera, per amore, diciamo. Per amore, sì, perché avevo deciso di smettere con la musica e invece dopo 2 anni ho riscritto un album molto più personale in italiano, cambiando totalmente tutto quello che avevo fatto fino a prima, cioè i 10 dischi prima in inglese, fine, e tutte le cose che avevo fatto prima rimangono un bel ricordo, rimangono l'esperienza live, le collaborazioni, i pezzi che ho scritto per altri, rimangono tutte cose prima. Quello che sto facendo e sto vivendo adesso è molto più È un punto di importante per me. svolta, possiamo dire in qualche modo. È un po' un Cosa? punto di svolta, diciamo. Sì, sì, Un perché punto di svolta stavolta non anche. c'è nessuna aspirazione. Allora, senti, però, che cosa invece ci sono delle canzoni, chiaramente, Canzoni, certo. canzoni in italiano, Sì. e quale hai pensato, diciamo, di utilizzare per entrare in questo salotto qua a Torino? Il primo brano si intitola Un giorno di pioggia. Beh, speriamo che domani, Speriamo domani anche, ma anche dopo. anche dopo, anche dopo. Un giorno di pioggia, signore e signori, Max Forleo. Credevo fosse l'abito a parlare, che quelle scarpe non avrebbero mentito, e così misi una mano sopra il cuore per capire cosa mi volesse dire di noi. Di noi. Credevo fosse facile farsi scivolare sulla schiena quello che avevi da dire, una mano ferma e l'altra pronta per pagare i debiti che lasci sopra questo cuore, innamorarsi e poi lasciarsi andare, lasciarsi per capire come ci si vuole bene. Davanti a uno specchio ancora il lunedì sono stanco e dico che aspetto qui, sono senza voce dentro di me per parlare, per dimenticare, ma certo cambierò sicuramente quando io cambierò. Sicuramente perché One, two, three, four. Suola fatta per andare, senza voltare pagina mi sono divertito, eppure l'anima non è più pronta per amare, e questo è il debito che lasci sopra questo cuore, innamorarsi e poi lasciarsi andare, lasciarsi per capire come ci si vuole bene. Davanti a uno specchio ancora è lunedì, sono stanco e dico che aspetto qui, sono senza voce dentro di me per parlare, per dimenticare, ma certo cambierò sicuramente quando cambierò. Sicuramente non chiedermi perché.
Max Forleo, un giorno di pioggia, e insomma è una magia anche che si porta appresso il giorno di pioggia. Adesso noi prima abbiamo scherzato, però in effetti sicuramente è una cosa magica. Allora, questa sera noi stiamo ascoltando, diciamo, degli estratti io prima scherzavo dicendo lo fai per amore, nel senso che Perché il titolo. il tuo ultimo lavoro si chiama Philos, e io, diciamo, avendo proprio così fatto degli studi classici, mi ricordo che sta parola vuol dire amore, quindi diciamo questo è l'album, e in qualche modo è stato anche, tu prima accennavi al fatto che c'è stato un periodo, come dire, in cui con la musica, diciamo, hai litigato e poi è tornata questa scintilla d'amore con la musica, o con che cosa? Sì, cioè, non è tanto aver litigato con la musica, più che altro aver fatto una scelta e poi capire che quella scelta sostanzialmente non poteva essere seguita, perché per me scrivere significa mettere via pezzi di vita e metterli da parte. Delle Polaroid, diciamo, un po' così. Sì, gli estratti di vita che metto via dopo averli vissuti è come se fossero tanti ricordi. Questi ricordi sono le canzoni, e quindi man mano che cresco e che vivo automaticamente nascono canzoni, quindi è una cosa che mi viene più forte di qualsiasi altra cosa. Certo. E quindi mi sono trovato a aver scritto, dopo aver fatto magari la trilogia su Shakespeare come The Traveller o altre cose, tour diversi, mi sono trovato con dei brani che raccontavano invece più che altro quello che sono io e quello che è la mia condizione, o quello che sono i miei vissuti, quelli che sono i miei amori, quello che è la mia famiglia. Allora l'amore non come Eros, non come Agape, ma come Philos, ovvero come quell'amore familiare, cioè quel rapporto che c'è con la propria compagna, con i propri figli, con quello che ti appartiene di più. E con i pro e i contro, nel senso i momenti belli e i momenti cattivi. Questo è, per esempio, il prossimo brano si intitola Solo, perché era un momento cattivo. Beh, a volte però è meglio solo che ben accompagnati, possono essere anche dei buoni momenti, però è giusto, ha fatto bene a specificarlo. Quindi il prossimo brano, signore e signori, Solo, abbiamo qui Max Forleo. Solo, ma non sono stanco. Se incrocerai per qualche via, sarò sicuramente perso.
stato solo, ma non sono ancora stanco. E ti chiedo, raccontami tutte quelle storie che conosco anch'io. E ti chiedo poi, spiegami cosa sono stato e sono adesso io. E ti chiedo, raccontami tutte quelle storie che conosco anch'io. E ti chiedo poi, spiegami cosa sono stato e sono adesso io. Cerchiamo di non muoverci per essere troppo semplici, per paura di essere facili. Max Forleo, questa era Solo, questo è il brano, ma a proposito di Solo, stiamo ascoltando dei brani estratti da questo tuo album che si chiama Philos. Com'è andata la registrazione? Cioè tu sei uno di quelli che poi vai in studio, decidi tutto lui, oppure ti affidi a qualche mano santa? Sostanzialmente sì, decido tutto io, addirittura. Sei un despota. Abbastanza. Sì, vabbè, va andata quando così, uno è però, così. però accetto dei suggerimenti che infatti alcune parti di chitarra sono state fatte da Andrea Gentile, gentilmente Gentile, e alcune parti di batteria invece sono state corrette, sono le mie idee da Giordano Colombo, che è un batterista e produttore abbastanza conosciuto, quindi poi se ci sono delle idee buone ben accetto, perché non è che sono... Senti, invece dal vivo, come dire, siete un power trio. Intanto ti chiederei di presentarci i tuoi musicisti che ti accompagnano. Oggi in versione ridottissima. Vabbè, però power trio. Abbiamo alle tastiere Matteo Capraro. Matteo Capraro, bene, benvenuto. E alla chitarra Daniele Ferrazzi. Diciamo power trio ridottissimo, però come dire, si riesce a dare, come dire, il sapore di quella che è proprio la canzone. Il prossimo brano come si intitola? Il brano si intitola L'amore gratis. L'amore gratis. Perché è il momento in cui capisci quello che significa veramente. Bisognerebbe nascere con la consapevolezza dei 40 anni quando si ha un figlio, ovvero bisognerebbe fare i figli a 40 anni, però rimanere quarantenni fino a quando il figlio non ne ha 20, in modo tale da non... lo so, è quello, ci stanno lavorando da anni, però è difficile, perché adesso si sono trova messi la anche col DNA, però c'è qualcuno che, figurati, io mi trovo d'accordissimo, potessimo farlo, se trovi, però dice almeno come tipo di intenzione. Anzi, adesso sicuramente a casa con la mia compagna ad aspettare che si torni. Ma ci hai fatto suonare per ultimo e quindi adesso direi diretta perché è stata colpa mia, perché mi sembrava una bella maniera. Poi ho detto Milano è un attimo, dovete tornare a Milano, se no non c'è neanche nebbia, però sì, è colpa mia, lo ammetto, lo dico in diretta streaming, quindi suona tranquillo che è tutto vero. l'amore è gratis, perché è più bello non chieder niente per le tue azioni, perché tenersi stretto al petto il tuo dolore e far finta di niente, perché in fondo nulla è importante se non lei è il suo splendore. L'amore è gratis, si distingue poi nel tempo per le sue azioni, lo troverai più in alto insieme al vento tra le gioie di colori. Ti racconterò di me, ho scelto di non chiedere più, perché in fondo non c'è tempo, in fondo non ha senso. Ti racconterò di me, ho scelto di non chiedere più,
Max Forleo, l'amore è gratis, questo diciamo era il titolo di quest'ultima canzone che abbiamo ascoltato. Ci siamo così un po' fatti anche, come si dice, i fatti tuoi, però ricordiamo che l'album in questione si chiama Philos, si trova in tutti i digital store, dico bene, in tutte le piattaforme. Sì, stavo decidendo di non stampare neanche una copia, ma perché è dal 98 che si fa questo mestiere. A me E sono passate un sacco di cose, sono cambiate un sacco di cose, prima di me ne cambiavano ancora altre. Io ho vissuto dei cambiamenti piccolini, cioè prima si passava su MTV, prima si passava sul Music, adesso non c'è più, cioè ci sono i telefilm, dovrei essere un attore per passare. Insomma, quindi ho cambiato un sacco di cose e ho deciso che non volevo stampare, poi in verità Daniele ha tutti i dischi e ha detto mi rovini la collezione, allora abbiamo detto no, ma ci sta, già che hai fatto 30 e allora stampiamo almeno la copia. Hai fatto bene, hai fatto 30, fai anche 31. Comunque tanto non sono arrivate e non ho portato neanche quelli. Vabbè, c'è proprio anche poi il CD fisico, quindi questa cosa qua. Ma in verità l'ho solo per lui l'hai fatto. Sì, l'ho pensato. Eventualmente qualcuno ti dovesse scrivere che ti è simpatico quanto lui, magari glielo stampi. Questo Philos. Su richiesta. E invece io vorrei ricordare che sulla tua pagina Facebook ci sono le prossime date. Abbiamo ricordato sarai poi a Caserta, mi sembra la adesso prossima. Ci sono il poi 19, Roma. una pausa di una settimana per motivi vari di allestimenti, ma c'è il 19 a Roma, il 20 a Caserta, poi abbiamo Napoli, Chieti e lascia Chietere, Verona e Vigevano, Milano, tutto lo stivale e poi andiamo in Sicilia. Fate anche le isole. Le isole, ma di solito sempre promette solo la Sicilia, non si capisce che la Sardegna la schippa. Vabbè, magari adesso poi in primavera, che ne sai. Va bene, allora senti Max, con quale brano ci salutate questa sera? Brano veramente molle, però a me piace molto, si intitola Anima Mundi. Anima Mundi. È un brano reggae, ma l'ho rigirato tutto in acustico, quindi va bene, ascoltiamoci questa Anima Mundi, signore e signori, Max Forleo. vorrei dirti che non ho più paura di amare. E come vedi sono qua per mostrare un po' a me stesso che lo so fare. Il paradiso, la città che ad agosto sembra vuota, mi sembra quasi parlare. Seduti qua guardando senza fretta, con la voglia di andare via, e non nascondiamo niente tra di noi. Se andiamo via ci trasformeremo in aria se vuoi, se camminiamo senza fretta e correremo un po' più in fretta, se saremo noi. Vorrei dirti che io non ho più paura del mare, e come vedi sono qua per mostrare un po' a me stesso che so nuotare. Diamo fuoco alla realtà, correndo per le strade con la voglia di amare. Il paradiso, la città, quando agosto è così vuota, mi sembra quasi parlare. E andiamo via, non nascondiamo niente tra di noi. Se andiamo via ci trasformeremo in aria se vuoi, se camminiamo senza fretta e correremo un po' più in fretta, se
saremo noi, ci saremo noi, ci saremo noi. Max Forleo, grazie mille, thank you very much, e grazie chiaramente anche agli altri artisti che sono intervenuti questa sera, ovvero Rednex, il nostro Fabio Wolf, ringraziamo il Lab, alla parte tecnica il nostro Sergio Olivato, vi diamo appuntamento da Bruxelles, il nostro Danilo Samà, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, il prossimo lunedì, tante belle cose dal Salotto di Mao, adesso lanciamo la sigla, au revoir.